Il nostro mitico Marco. Marco. Ciao Che come Alessandro. sì. Ciao Alessandro. No, Alessandro ciao De Pietro Alessio, penso che sia a Radio Verona. Allora, Marco. riguardo le espressioni dialettali, che Sì. saluto tra l'altro, Sì. mi è capitato proprio la settimana scorsa Sì. di parlare di questo argomento a Dica 33 Setisibon condotto da Gigi Del Nevi. Bellissimo. Per caso sai farmi anche l'imitazione di Gigi Del Neri? Perché- Dica 33 Setisibon condotto da Gigi Del Nevi. Ecco. Del Nevi, difficile, che saluto secondo il nostro pensiero. Esatto. Saluto tanto. Volevo dire che oggi sono stati veramente 3 punti d'oro, ma che dico, di platino, come ho avuto proprio modo di dire prima di entrare in trasmissione al mio Sì. intervento che ho fatto a Domenica Sprint, nel lunedì che fa fatica. Che io l'avevo già Sì. detto Sì. ieri, mi pare, Sì. avevo già previsto che il Verona vinceva, Ah, te l'avevi perché azzeccato. sono intervenuto Sì. a che aria che tira speciale e il primo che canta ha fatto l'uovo. Ok? Sì. Comunque veramente un Verona che sta andando Sì. a gonfie vele. Sì. Ma lo dicevo a lunedì che sono intervenuto alla trasmissione che parla di calcio Sì. Sì. su Radio Tartaro, a Teleplacca e Gengivite TV. Sono intervenuto, ho detto Sì. appunto, ma guarda, allora Sì. l'ho detto anche 2 mesi fa, mi sembra, Sì. la signora in giallo le devo cambiare una gomma. E quindi fuori anche tu. Chi è? Sì, Che ecco, succede? le telefonate, aspetta. Sentiamo. Sì. Certo, Sì. certamente. Sì. Mercoledì. Mercoledì. Sono È libero. una delle tante Va trasmissioni. bene, grazie. Salve, Sì. salve. Sentiamo adesso. Ma niente, è una trasmissione che mi chiama Sì. Don't Cry for Me Pescantina. Salutiamo gli amici Pescatina. Si chiama Torna a casa Alessi che è pronto da maiare. Mi sembra proprio di essere quando un mese fa dovevo sì. condurre una trasmissione Sì. che il Signore degli Anelli vende e compra oro. Sì. Abbiamo fatto la puntata 0, adesso faremo la puntata 00. Ok. L'ho detto proprio stamattina a Good Morning Vestenanova. Sì. Ero a balla coi brutti, mi pare. Dovrebbe essere stato quello, ecco. Gello, no? Scusa. Ti tieni? Sì, eccolo. Scusa, un altro. un'altra telefonata. Certamente. Chi è? Sì, no, vi ho già dato conferma. Ecco, certo, vedi. certo, ci sarò. Va bene, grazie. Sentiamo grazie. dove. Mi Sì. mi hanno invitato all'uomo che sussurrava ai cavalli, adesso le ha Marsana. Non ci posso credere. Vabbè, insomma. Come si fa ad andare avanti adesso? Allora, Dunque, vabbè, dai, cerchiamo un attimo di riprenderci, ragazzi. Forse ce la facciamo. Ce la facciamo? Vero. L'ho detto proprio stamattina Sì. alla trasmissione Pelesine letali. Molto letale. Letali perché se ne mai una e ti sbagli è lunga, ti squai perché mamma mia! che fastidio. Vabbè. Invece, a proposito di Sgalmare, ha Sì. sentito anche di Mourinho che dopo la doppietta di questo 18enne Felix ha detto gliele compro io le scarpe che gli piacciono tanto, 800 euro di scarpe. però. Che opinione hai? di Felix devo dire che è un gatto. No, guarda. Mi hanno invitato ho pestato una mela. L'avrò detto 100 volte a chiedimi se sono normale. Ciao Alessandro e soprattutto Sì. sempre forza Elas che saluto tra l'altro. Vabbè. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.